È stato raggiunto e portato in gommone sulla sponda del fiume dalla squadra fluviale dei Vigili del Fuoco di Padova il giovane di 23 anni che nel giorno di Ferragosto stava trascorrendo la giornata festiva in compagnia di amici in riva al Brenta lungo una delle spiaggette che si formano nel tratto tra Fontaniva e Grantorto. Legato a una corda ad un albero, il gruppo si lanciava in acqua a ripetizione finché la corda non ha ceduto con il 23enne che si è spaccato il polso e una gamba ed è stato affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Cittadella. Non l'unico incidente perché mentre i soccorritori stavano portando a riva il 23enne, un altro giovane si è ferito alla testa tuffandosi. Ad aiutare i vigili del fuoco e i sanitari la polizia locale di Fontaniva, che ha calcolato la presenza di almeno 500 persone, come accade sempre più spesso da inizio estate, dopo l'ordinanza emessa dal vicino comune di Campo San Martino, dove al divieto di balneazione nel Brenta, nel tratto della cosiddetta spiaggetta della morte, si è aggiunta una multa che può arrivare fino a 500 euro. Una necessità perché in quest'area di fiume sono morte 10 persone in 20 anni, 2 solo nel luglio dello scorso anno. E proprio qui i carabinieri nella sola giornata di Ferragosto hanno identificato numerose persone e sanzionato un 25enne che aveva violato il divieto di fare il bagno. In totale le multe elevate fino ad ora sono state 5 con un drastico calo di presenze lungo la riva e nessuna festa privata, un provvedimento che la Regione sta studiando di estendere anche ad altri fiumi veneti. Non ci sono stati altri lutti in quel tratto di Brenta. Ricordiamo che nel Piave però ci sono stati dei morti e anche lì i sindaci si stanno mettendo insieme per mettere in atto delle azioni anche lì di prevenzione, per prevenire delle morti che sono inutili su tratti di fiume che sono pericolosi e insidiosi.